La Madonna e il gatto. Esisteva un tempo a Carceri, in mezzo a un incrocio, un'enorme quercia dal tronco cavo. Sul tronco c'era appeso da tempo immemore un quadro della Madonna a protezione dei viandanti. Con l'andare degli anni, però, l'albero morì e fu deciso di estirpare il vecchio tronco per piantare una nuova quercia, che si può ammirare ancora oggi. Anche il quadro con la Madonna fu appeso alla nuova pianta, ma il mattino successivo fu trovato a terra. Fu allora preso e portato in chiesa, ma sparì e fu ritrovato solo dopo alcuni giorni sull'argine di un canale. Un frate fece allora realizzare una nicchia sulla torre del paese e vi fece apporre l'immagine sacra, che non si mosse più da lì. In quegli stessi giorni, un giovane amoreggiava con una ragazza che la gente diceva essere una strega. Ogni volta che tornava dalla casa della sua amorosa, era costantemente seguito da un gatto che non gli dava tregua. Sebbene si fosse procurato un bel bastone nodoso, il gatto non ne aveva paura e anzi capitava che vi s'attaccasse quando il ragazzo minacciava di bastonarlo. Una sera il giovane entrò in un'osteria del paese e il gatto lo seguì dentro il locale. Irritato, tentò di bastonare la bestia, ma questa lo assalì ferocemente, graffiandogli profondamente il viso. Convintosi che davvero la sua ragazza fosse una strega, il giovane non si recò più da lei la sera, ma il gatto continuava a seguirlo senza tregua. Ossessionato dall'animale, una sera il giovane si gettò in ginocchio davanti all'immagine della Madonna e invocò la Vergine perché lo liberasse dal gatto. In un istante al felino si rizzò tutto il pelo e con gli occhi fuori dalle orbite fuggì urlando come se lo stessero massacrando di botte. Da allora il gatto non si è più visto. Il giovane si è sposato con un'altra ragazza del paese e la Madonna di Carceri è ancora lì, ad assistere quanti invocano la sua protezione.